Amici, bentornati agli appuntamenti di degustazione con WinePix Degusta. Siamo sotto le feste, siamo a dicembre e abbiamo deciso di festeggiare insieme a voi il Natale con un prodotto sempre del nostro territorio e andiamo in Gallura dove brindiamo con Vigne del Portale, fatto da uve 100% moscato, dell'azienda appunto della cantina del Vermentino di Monti. L'azienda ha i suoi vitigni con la vigna impiantata a Moscato a circa 400 metri di altitudine, su suoli granitici. Fermenta in piccole autoclavi con metodo Charmat. Andiamo a vedere se la temperatura di servizio, che per uno spumante di questo tipo dolce dovrebbe stare intorno ai 6 gradi, è quella giusta, così possiamo iniziare la nostra degustazione. Controlliamo. Perfetta. Siamo pronti per la degustazione. Passiamo con la degustazione e l'analisi visivo del nostro spumante moscato. Il suo colore è un giallo paglierino tenue, con una bella brillantezza, direi che è certamente brillante, con effervescenza fatta e composta da bollicine abbastanza persistenti e abbastanza fini. Sentiamo il naso. Al naso ovviamente riconosciamo subito gli aromi tipici e caratteristici del moscato, per cui ha un naso intenso certamente, abbastanza complesso, fine e appunto notiamo la sua aromaticità, quindi quella nota di frutta tipica del moscato, molto pulita e distinta in questo spumante. Passiamo all'assaggio. È certamente uno spumante dolce, appunto, è abbastanza caldo, è abbastanza di corpo, è abbastanza intenso, abbastanza persistente, è un vino certamente di qualità fine, con una perfetta corrispondenza naso-bocca. La frutosità del grappolo, dell'uva e degli acini del moscato la sentiamo in bocca in una maniera comunque molto elegante e non stucchevole. Vigne del Portale spumante dolce è un vino certamente pronto e armonico, ideale da gustare durante le feste, e noi abbiamo scelto di assaggiarlo e di brindare con voi con un buonissimo panettone a lievitazione naturale con uvetta e arancia candita, l'abbinamento perfetto con questo vino. Saluti e auguri da WinePix!